Approda all'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara la Tavola Blu, il progetto di Mare Vivo messo a punto per gli istituti alberghieri d'Italia con l'obiettivo di diffondere una più efficace e corretta informazione sul mare e in particolare sulla sua vulnerabilità. Gli chef di domani sono chiamati a fare scelte responsabili e sostenibili. Potrebbero diventare loro stessi i promotori della specie ittiche dimenticate ma ugualmente sane e buone. Attraverso un percorso di informazione e di partecipazione attiva degli studenti delle scuole alberghiere, al centro dell'attenzione sono poste le ripercussioni sull'ambiente marino che derivano dalle nostre scelte alimentari legate ai prodotti ittici. Oggi e domani gli allievi delle quinte classe dell'istituto diretto dal dirigente scolastico Giuseppe Salamone saranno i protagonisti di questa sfida che punta a mostrare concretamente come sia possibile diversificare le scelte di ognuno in materia di pesce e allo stesso tempo proporre cibi alternativi e sostenibili. In mattinata nella scuola di Via Che Guevara ad illustrare le peculiarità del progetto erano presenti tra gli altri anche il responsabile di Mare Vivo Agrigento Fabio Galluzzo ed il capitano di corvetta della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle Michele Niosi. Mare Vivo sta organizzando insieme al Ministero dell'Ambiente questo progetto, una tavola blu, che sta portando avanti un po' in tutta Italia e in Sicilia lo sta portando appunto a Favara, presso questo istituto Lambrosini, mentre invece a Palermo all'Istituto Piazza. È un progetto per far conoscere ai giovani chef diciamo un uso sostenibile appunto della risorsa ittica. Consideriamo che nel nostro Mar Mediterraneo ci sono oltre 100 specie ittiche che si possono consumare, mentre invece soltanto pochissime sono quelle che solitamente troviamo nei ristoranti. Quindi l'obiettivo di questo nostro progetto è quello di far conoscere il pesce cosiddetto povero, dimenticato, affinché appunto i giovani studenti oggi, domani i chef, possano utilizzare, conoscere e far conoscere ai loro clienti un pesce che da noi è assolutamente presente nei nostri mari, è ricco e anche sicuramente costa molto meno del pesce che solitamente si consuma, che sono pochissime specie, come il pesce spada, piuttosto che il gamberone, piuttosto che i calamari. Qual è il ruolo della Capitaneria di Porto in questo progetto? Nell'ambito del progetto noi diamo il nostro supporto per quanto riguarda la conoscenza soprattutto della parte legale della pesca, della filiera della pesca. Diamo il nostro contributo affinché i giovani che sono i fruitori di questo servizio magari conoscono le basi elementari dell'attività di pesca. Domani gli studenti coinvolti nel progetto saranno ospiti della Capitaneria di Porto che illustrerà ai ragazzi strumentazione e corrette modalità di pesca da adottare in mare. Le iniziative della Tavola Blu di Mare Vivo all'Istituto Ambrosini di Favara si chiudono venerdì prossimo 19 aprile con la presentazione dei piatti rigorosamente a base di pesce. Ricordiamo che il progetto è realizzato con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.